Scendete per favore. Tranquillo. Come sta? Posso chiedere il abbraccio di Venezia? Come l'ha trovato? Un po' fresca. E questa visita in carcere? Il carcere sempre è una preferenza per me. Sa che tutta Venezia prega per lei. Benissimo. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. E adesso i giovani? Cosa dirà ai giovani? Avere del coraggio come questi qui che erano bravi. Grazie. Grazie. Buongiorno, avete visto l'intervista esclusiva di ieri Lorenzo Maier che ha avvicinato il Papa in esclusiva, proprio è stato l'unico giornalista a parlargli direttamente all'uscita dal carcere femminile della Giudecca, dove il Papa ha incontrato, si è intrattenuto a lungo con le detenute. È stata per Media Nord-Est una giornata memorabile proprio per gli ascolti, abbiamo asfaltato la concorrenza, vi faccio vedere il grafico dei nostri ascolti, vedete la linea rossa è un vero e proprio Everest rispetto a tutte le altre televisioni concorrenti. Pensate che dalle 7 del mattino fino alle 14 450.000 e oltre persone hanno seguito questa diretta straordinaria sulla nostra Antenna 3 con 100.000 spettatori fissi, cioè per 7 ore 100.000 persone non si sono staccate dal monitor e quindi davvero un grazie a tutti i nostri ascoltatori, un grande successo, è una giornata storica per l'arrivo del Papa nella Serenissima con l'incontro nel carcere di Giudecca con le detenute e poi l'incontro con i giovani alla salute e infine la messa a Piazza San Marco in una giornata che sembrava uggiosa all'inizio ma dove subito dopo il sole è comparso. Andiamo subito in diretta per anche ricostruire questa giornata fantastica con Filippo Fois, uno dei nostri inviati. A te Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Alle mie spalle lo vedete il palco che ha ospitato la visita del Papa qui in Piazza San Marco. È stata smontata, è stata già portata via circa la metà delle sedie che componeva la platea, così come abbiamo visto che anche il ponte mobile che ha aiutato il Papa a trasferirsi dalla Basilica della Salute a Piazza San Marco oramai è quasi completamente smontato. È stata una visita molto rapida, quella di Papa Francesco a Venezia, durata appena lo spazio di una mattina, ma altrettanto intensa, per vari motivi, a partire dalle scelte che ha fatto il Papa. Il Papa ha scelto di cominciare la sua visita portando una parola di conforto alle detenute del carcere della Giudecca. Allora andiamo a vedere questa prima tappa della sua visita. Il carcere sempre è una preferenza per me. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. Al termine della visita al carcere femminile della Giudecca, dove è allestito il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte 2024, Papa Francesco consegna ai microfoni di Antenna 3 una delle frasi simbolo della sua storica visita a Venezia. Stringe la mano del collega Lorenzo Maier, si concede un rapido scambio con naturalezza e pone quella domanda: perché loro e non io? Avete un posto speciale nel mio cuore, dice alle detenute salutandole. Oggi tutti usciremo più ricchi da questo cortile. Forse chi uscirà più ricco sarò io e il bene che ci scambieremo sarà prezioso. Uno scambio di amore fraterno che non può prescindere dalla consapevolezza del luogo in cui avviene. Il carcere è una realtà dura e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferenza. Però può anche diventare un luogo di rinascita. Nessuno toglie la dignità di una persona, nessuno. Carcere come cantiere di ricostruzione, dice il pontefice. Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori dai quali farci perdonare
e ferite da curare, io anche. Alle detenute il Papa dona un'icona della Vergine. È un po' la tenerezza della mamma e questa tenerezza Maria l'ha con tutti noi, è la madre della tenerezza. E le detenute ricambiano. Parla Manuela Cacco, in carcere per l'omicidio ad Albignasego di Isabella Noventa. Al pontefice dona una papalina realizzata dalle donne del laboratorio di Sartoria. La sua visita inaspettata ci riempie di gioia. Le chiediamo, Santo Padre, di portare con sé nel suo cuore le nostre speranze e le assicuriamo le nostre preghiere per il suo alto ministero e per il suo cammino di guida spirituale. Donne che in carcere lavorano e cercano di ritrovare la strada. Per noi questo lavoro è molto importante perché dà un senso al nostro presente. Giorno dopo giorno fa crescere in noi la speranza, ci indica il cammino verso il dopo. Vi auguro tanta salute per il bene che ci ha portato oggi. Le ringrazio di cuore, Papa Francesco. La naturalezza con la quale Papa Francesco si è rivolto alle detenute del carcere femminile della Giudecca è la stessa, con la quale pochi istanti dopo si è rivolto ai giovani che affollavano la fondamenta di fronte alla Basilica della Salute. In fondo i giovani poi sono il nostro futuro. Papa Francesco ha parlato della fragilità di Venezia. Questo palco tra poco sarà completamente smontato e noi, chiedo anche ad Alberto Pivetta, ci giriamo di 180 gradi per far vedere quello che è il presente di una città percorsa anche oggi da decine di migliaia di turisti, che si riscopre sempre più fragile. Della fragilità ha parlato il Papa e di come affrontare il futuro ha sempre parlato il Papa incontrando i giovani. Alzati e vai, alzati, enamorati e vai, esci, cammina con gli altri, cerca chi è solo. Colora il mondo con la tua creatività, dipingi di Vangelo le strade della vita. Per favore, dipinge di Vangelo la strada della vita. Alzati e vai. Ai giovani della salute il Papa chiede di alzarsi e andare, alzarsi da terra, dalle tristezze, per imparare a guardare in alto, alzarsi per stare in piedi. Spesso ci si trova a lottare contro una forza di gravità negativa che butta giù. Un'inerzia opprimente che vuole farsi vedere tutto grigio. Lo diciamo tutti insieme, uno per le altre. Alzati. Non ho sentito, sai? Mi piace. Parla ai giovani nell'era digitale, giovani bombardati da modelli spesso troppo lontani e difficili da inseguire. Il fai da te nelle grandi cose non funziona. Per questo vi dico: non isolatevi. Non isolatevi, non cedete al divano. Da qui il grande insegnamento alla bellezza. Nessuno è brutto, ognuno di noi è bello, è bella e ha un tesoro dentro di sé, un bel tesoro per condividere e dare agli altri. Siete d'accordo in questo o no? Sono le parole di un padre, ma anche di un insegnante o di un amico. Il nostro Dio ci sorprende sempre. Avete capito questo? È molto importante. E così conquista il cuore dei giovani, arrivati davvero da tutto il Veneto per ascoltarlo. Giovani che hanno trovato nelle sue parole nuova forza e vigore. Lui con tanta forza ci parla e ci dice di rialzarci, di stare in piedi, di essere luce, di essere luminosi, di andare. Il fatto del rialzarsi e della possibilità che ci viene sempre data da Dio del ricominciare. Il discorso che ha detto che tutti quanti in un modo o nell'altro siamo belli e siamo perfetti così come siamo. È stato proprio un bellissimo dialogo, si è avvicinato tanto. La fragilità che Papa Francesco non nasconde e che trasforma in forza. Che come noi ha le nostre idee, è fresco, è giovanile, è
ed è pieno di energia e come ci ha chiesto lui dobbiamo alzarci e andare, e anche lui l'ha fatto e anche lui lo fa sempre. La sensibilità con cui riesce ad arrivare al cuore di noi giovani usando parole semplici ma comunque molto efficaci, profonde. Al di là del discorso cercava sempre di coinvolgersi e secondo me è stata proprio una bella grande cosa, ecco. È una bella dose di fiducia. Un minuto di silenzio per pregare insieme per il Santo Padre, poi la consegna della forcola, la congiunzione necessaria tra barca e remo a significare proprio loro, i giovani, in rappresentanza di tutte le diocesi. Siete figli di Dio, ricorda loro, non siete dei profili digitali, per concludere con l'invito ad incontrare le persone sempre. Ti ricordi che per Dio non sei un profilo digitale, ma un figlio. Non sei un profilo digitale, ma un figlio, che hai un padre nei cieli e che dunque sei figlio del cielo. Il cellulare è molto utile, per comunicarsi è utile, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone. Usa il cellulare, va bene, ma incontra le persone. Alzarsi e camminare, l'avete sentito il messaggio del Papa ai giovani, un messaggio che è solo apparentemente semplice, perché non sempre è facile, lo sappiamo qui a Venezia, ma lo sappiamo anche non solo nella nostra attività sociale, ma anche nella vita di tutti i giorni, con tutti i piccoli grandi impegni che spesso ci rendono le cose un po' più difficili. Noi torneremo a parlare dell'eredità che ha lasciato questa visita del Papa, anche nello specifico per Venezia. Per ora, direttore, io restituirei la linea. Grazie molto Filippo Fois da Venezia, ieri con tutti i nostri inviati, tutte le nostre truppe, i colleghi nelle redazioni a coordinare tutta l'attività, e quindi davvero è stato un successo. Avete visto i dati clamorosi dei nostri ascolti. Torneremo sulla giornata storica del Papa a Venezia, ma c'è un altro importante avvenimento oggi, che è quello che riguarda l'autonomia. La riforma dell'autonomia differenziata è passata in Commissione Affari Costituzionali con il sì, dopo quella del Senato. Anche alla Camera c'è stato il sì, e oggi è in corso la relazione tra gli altri del segretario regionale della Liga Veneta, l'onorevole Alberto Stefani. Sentiamo una parte del suo intervento introduttivo. In qualità di relatore del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Dopo l'approvazione in Commissione Affari Costituzionali al Senato, dopo l'approvazione in Aula al Senato, dopo oltre 70 ore di Commissione Affari Costituzionali alla Camera, tra discussione, audizioni e votazione degli emendamenti, oggi questo disegno di legge arriva all'ultimo passaggio parlamentare, quello dell'Aula. Oggi inizia la discussione generale. È una riforma storica di cui tanto si è detto, ma che si sviluppa nel pieno solco della Costituzione e trova la sua legittimazione formale, la sua plastica legittimazione giuridica nell'articolo 116, comma terzo, così come introdotto dalla riforma del titolo quinto della Costituzione. Un articolo che ci dice che ulteriori forme e condizioni di autonomia possono essere attribuite alle regioni che ne facciano richiesta con legge dello Stato in relazione alle materie di legislazione concorrente di cui l'articolo 117, comma terzo, e in alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato, con riferimento all'organizzazione della giustizia di pace, con riferimento all'ambiente, ai beni culturali e alla valorizzazione degli stessi, e con riferimento alle norme generali sull'istruzione. E quindi è una riforma che si introduce nel solco della Costituzione e che trova nella Costituzione il suo fondamento giuridico, e non solo nell'articolo 116, comma terzo, perché la riforma dell'autonomia e del regionalismo è una riforma che trae origine in uno dei 12 articoli fondamentali, i primi 12 articoli della Costituzione, quella parte della Costituzione che la nostra Carta Costituzionale sottrae anche al processo di revisione costituzionale. Sono articoli così importanti che anche la stessa Corte Costituzionale sottrae al processo di revisione. Il Parlamento non potrebbe modificarne la portata o quantomeno ridurla. E all'interno di questi 12 articoli fondamentali
C'è l'articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Spesso questo pezzo dell'articolo si sente molto meno, ma la scelta lessicale non è a caso. Riconosce, quindi le autonomie territoriali vengono prima della Costituzione stessa, preesistono alla Costituzione e la Costituzione non può far altro che riconoscerle, prevederle, garantirle, assicurarle. Allora, questo era l'onorevole Stefani, poi andremo in diretta per sentire la discussione alla Camera dei Deputati. Oggi in regia Francesco Cerone e Renato Capoia. Adesso andiamo in diretta e partiamo con la cronaca, con Chiara Gaiani a Campo San Piero, perché c'è preoccupazione per la scomparsa di una ragazza quindicenne. È stato ritrovato lo zaino dietro l'abitazione. Sentiamo gli ultimi particolari da Chiara Gaiani. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ti confermo la notizia del ritrovamento dello zaino e proprio pochi minuti fa i carabinieri hanno diffuso un'altra notizia fondamentale, ovvero quella che Ajari Gensare, 15 anni, ieri sera ha contattato la mamma con una brevissima telefonata in cui l'ha rassicurata dicendole che sta bene e che farà ritorno a casa tra qualche giorno. Ma ricapitoliamo che cosa è accaduto. Questa quindicenne, noi alle spalle abbiamo la stazione di Campo San Piero, perché anche qui c'è stata ricerca di lei, manca da casa da mercoledì nel tardo pomeriggio, è uscita per andare a scuola, una scuola serale, lo zaino con tutti i libri di scuola è stato trovato proprio dietro la sua casa. La ragazza avrebbe portato con sé 2 cellulari, sia il suo sia quello del fratello, che avrebbe utilizzato in questi giorni per dare delle brevi comunicazioni alla famiglia. Rincasata la mamma dal lavoro, era convinta che l'avrebbe ritrovata a casa e invece nessuna traccia di Ajari. Per questo la mamma immediatamente ha fatto scattare le ricerche, si è rivolta ai carabinieri che hanno messo in moto un piano piuttosto collaudato, coordinato dalla prefettura di Padova. Da prima ricerche sul territorio con l'intercettazione del cellulare, e infatti tracce del cellulare sono state rintracciate, localizzate nei pressi della stazione dei treni di San Giorgio delle Pertiche, che è il comune vicino a Campo San Piero, dove in questi giorni era in corso un evento che ha attirato decine di migliaia di giovani da tutta la provincia. Si pensava fosse lì, infatti i carabinieri nelle varie serate si sono proprio messi alla ricerca di questa giovanissima, di cui anche noi stessi abbiamo diffuso la foto nella giornata di sabato e abbiamo continuato a farla vedere. Diamo alcune note, insomma. Ajari è alta circa 1,70 m, pesa 75 kg, i capelli castani che spesso indossa legati. L'ultimo, quando è uscita di casa, aveva un top nero, un giaccone nero con una pelliccia dai toni marroni, pantaloni neri e delle scarpe Nike con il baffo rosso. A fianco della famiglia anche il comitato scientifico ricerca scomparsi, che ha dato alcuni suggerimenti. Sono intervenuti i cani molecolari. La famiglia, la mamma di Ajari, molto preoccupata, ha parlato anche con noi oggi, non se l'è sentita di venire a rilanciare l'appello. La svolta questa mattina con la diffusione della notizia della telefonata di Ajari. Chiuderei dando una nota: se qualcuno stesse aiutando Ajari a stare lontana da casa, si ricordi che Ajari è minorenne, 15 anni, e quindi insomma è meglio davvero che ritorni a casa, perché ovviamente questa cosa potrebbe avere anche delle conseguenze dal punto di vista penale. Direi che da Campo San Piero, direttore, è tutto. Se ci sono novità, aggiornamenti, ti richiederò la linea. Grazie molte a Chiara Gaiani. Tutti possono collaborare nella ricerca di questa quindicenne, dando eventualmente informazioni attendibili alle forze dell'ordine. La mamma ha detto me l'hanno rapita, qualcuno la tiene segregata. L'omicidio di Villafranca Padovana, un uomo ucciso con una coltellata da un vicino di casa. Non è ancora chiaro cosa possa avere scatenato la violenza, ma in paese si ripete che l'assassino girava da giorni e andava fermato.
Vicini di casa, un'abitazione di fronte all'altra, ai civici 4 e 5 di Via Gomiero. Si conoscevano da sempre. Michael Boschetto, 31 anni, giovane assassinato con una coltellata al fianco sinistro intorno alle 6 di sabato mattina, e il suo presunto assassino, Giacomo Friso, 34 anni. Di sicuro tra i due c'è stata una violenta lite, tanto che anche Friso è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo il fermo. Di sicuro Friso ha tentato di fuggire, bloccato dopo un breve inseguimento da un sostituto commissario della Digos di Padova. Di sicuro nel giardino di casa sua i carabinieri hanno trovato e sequestrato 2 coltelli da cucina, uno dei quali potrebbe essere l'arma del delitto. Giacomo Friso da sabato è in carcere con l'accusa di omicidio. Agli inquirenti avrebbe fatto anche le prime ammissioni. Sono andato lì perché volevo affrontare la situazione. Vecchie ruggini tra le due famiglie, oppure l'ennesima richiesta di un passaggio a piazzola, cosa che stava facendo spesso in paese in questi giorni, dove Giacomo Friso stava girando armato di coltello in stato di alterazione, raccontano diversi testimoni. Poteva stare in giro? Prima o dopo purtroppo è successo. I sintomi c'erano? A confermare l'alterazione di Friso anche una denuncia da parte dei carabinieri nel Vicentino, nel vicino paese di Camisano, dove era stato fermato fuori da un bar per aver creato scompiglio e aggredito i militari. Sarà l'indagine coordinata dal PM Benedetto Roberti a chiarire esattamente cosa sia accaduto sabato mattina. Michael Boschetto era sceso in cortile ad aspettare l'arrivo della fidanzata. Qui è stato trovato agonizzante dalla giovane donna e dal padre, morendo poco dopo l'arrivo dei sanitari del SUEM. E qui siamo alle solite, perché sono persone che hanno disturbi mentali, sono in libera circolazione e ogni tanto perdono del tutto le staffe e diventano violenti. C'erano stati altri episodi di violenza, raccontano i residenti del quartiere. Tanto a Solesino c'è preoccupazione e anche solidarietà per il sindaco, la cui figlia è stata ricoverata in ospedale per un malore improvviso. Care cittadine e cari cittadini, vi informo che per alcuni giorni mi assenterò da qualsiasi attività pubblica per stare vicino alla mia principessa Alice. In un post su Facebook tutta la preoccupazione di un padre. Il sindaco di Solesino, Elvi Bentani, annuncia una pausa dal suo impegno da primo cittadino per seguire la figlia 26enne che 2 giorni fa ha accusato un malore improvviso durante un momento di svago insieme ai genitori. La giovane è attualmente ricoverata all'ospedale di Schiavonia, dove è stata sottoposta ad esami ed è stata operata. Il malore improvviso allo stomaco mentre stava passeggiando in centro a Padova con mamma e papà. La giovane è stata soccorsa anche dalle volanti della polizia, che il sindaco Bentani ha voluto ringraziare pubblicamente sempre nel suo post su Facebook. Per il primo cittadino e la moglie sono ore di apprensione trascorse accanto alla figlia in ospedale. Cari cittadini, sono certo di poter contare sulla vostra comprensione. Vi ringrazio di vero cuore per l'affetto e la vicinanza che mi state dimostrando, conclude Bentani. E questo era un servizio della nostra redazione. Ci collegheremo più tardi con Edi Kaliman da Vedelago, perché c'è una comunità in lutto per la morte di Elena Agostoni, una 55enne di Giavera, dipendente dal comune di Vedelago, che è precipitata in un dirupo e spirata poco dopo. È una persona molto disponibile, una persona che faccio fatica a pensarla come una dipendente del comune, perché era sempre disponibile, molto attenta al proprio lavoro, con una professionalità estremamente importante. Stava seguendo, io penso ancora tuttora così, per il comune diversi progetti importantissimi. Tradita dai sentieri che tanto amava, è morta così Elena Agostoni, 55 anni, di Giavera del Montello, conosciuta e amata tra le 2 comunità per le quali aveva prestato il suo servizio. Era responsabile dell'anagrafe di Vedelago, vice segretario del comune e coordinatore dell'Unione dei Comuni della Marca Occidentale. Aveva iniziato la sua camminata attraverso il Bosco delle Penne Mozze e da qui, dal sentiero del Capitello di San Gaetano, si era inerpicato
scivolata fino alla sommità. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto. A dare l'allarme 2 escursioniste che erano con lei. Elena è scivolata rotolando per 50 metri tra alberi e rocce. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sui cieli di Follina era già in volo l'elicottero del soccorso alpino per soccorrere un ciclista volato da un dirupo per 15 metri. L'uomo è stato affidato dai soccorritori all'ambulanza arrivata sul posto. Soccorsi difficili. Il corpo di Elena è stato individuato, la donna subito soccorsa, ma le sue condizioni erano già disperate. Dopo aver tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo non era il stato che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata in piazzola, dove erano presenti anche i carabinieri, per essere affidata al carro funebre. Sotto shock i 2 sindaci di Giavera e Vedelago, che da subito si sono sentiti telefonicamente per condividere la tragica notizia. Eravamo entrambi amareggiati e non sapevamo nemmeno come cosa poter fare, perché oggettivamente siamo ancora allibiti di fronte, anche perché ci siamo lasciati venerdì a mezzogiorno da un colloquio assieme. Elena aveva 2 figlie, spesso parlava di loro, aggiunge Cristina Andretta, ex primo cittadino di Vedelago, comune che domani la ricorderà in consiglio. Il sindaco potrebbe anche valutarne la sospensione. Sicuramente le nostre condoglianze ai familiari, questo è il minimo, ma credo che vedremo di fare qualcos'altro, perché, le ripeto, ci mancherà un pezzo importante della nostra vita amministrativa. Servizio di Anna De Roberto, poi ci collegheremo in diretta con Edi Kaliman da Vedelago, e poteva andare molto peggio a un free climber che stava arrampicando a Recoaro Terme, è stato colpito e ferito da un masso, ma si è salvato attaccandosi alla parete. Recoaro Terme. Uno scalatore free climber, 40enne di Valdagno, è rimasto ferito durante un'arrampicata sulla palestra di roccia Busatti. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, è stato colpito al piede da un grosso masso che improvvisamente si è staccato dalla parete. Fortunatamente, grazie alla sua prontezza di riflessi, si è salvato dalla caduta, rimanendo aggrappato alle rocce. I suoi compagni di scalata, dopo aver allertato il soccorso alpino, sono riusciti a calare sul sentiero l'uomo, che una volta giunti i soccorritori è stato imbarellato e calati per altri 40 metri di precipizio fino al parcheggio, dove i sanitari e un'ambulanza del SUEM gli hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in ospedale. Servizio di Daniela Garbina. Adesso andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è un aumento del degrado, addirittura atti osceni in luogo pubblico, proprio nel centro della città. Sentiamo subito in diretta Alex Giuliano. Buongiorno ai nostri telespettatori. Dici bene, si sono verificati atti osceni in luogo pubblico che così riaprono la ferita del degrado in città Bassano in questi giorni. Io chiedo, se possibile, alla regia proprio di mostrare le immagini che sono state immortalate da un passante, dove si vede un cittadino straniero che si abbassa i pantaloni in pieno centro e mostra le sue nudità. Immediatamente è intervenuta la polizia locale. Noi siamo qui in compagnia dell'assessore alla sicurezza a Bassano, Claudio Mazzocco. Assessore, un episodio che non è il primo, ma che comunque vi ha visto intervenire subito, tempestivamente. Sì, appena c'è stato segnalato abbiamo inviato una prima pattuglia, poi una seconda pattuglia di rinforzo e poi anche l'ausilio della Polizia di Stato. Non è il primo episodio, ma come anche negli altri episodi le persone che compiono questi gesti sono state identificate. Senta, noi siamo in luogo emblematico, alle nostre spalle c'è il Ponte Vecchio di Bassano, ma di fronte a noi, poco distante, c'è Palazzo Bonaguro, un palazzo storico che qualche mese fa è stato imbrattato da un vandalo. Qui nel quartiere di Angarano si sono verificati diversi episodi di vandalismo che l'amministrazione cerca di contrastare, di prevenire con telecamere e quant'altro, ma il fenomeno del degrado e del vandalismo in città c'è. Che cosa state facendo? Beh, noi stiamo facendo il massimo, nel senso di monitorare tutte le zone. Come abbiamo detto, sono stati spesso identificati i vandali, puniti, denunciati, sono stati chiesti i danni.
come nel caso di Palazzo Bonaguro, nel caso della Madonna che è qui vicino, un episodio del passato, e continueremo su questa strada. Si avvicina l'estate e a Bassano si ripresenta un fenomeno che è quello dell'abbandono selvaggio dei rifiuti e appunto della prevenzione di situazioni di vandalismo e di degrado. Come state affrontando, come state preparando l'estate, visto che insomma ci sarà il boom di turisti come ogni anno? Beh, l'abbandono dei rifiuti è da sempre stato sanzionato. Abbiamo una squadra appositamente attrezzata che fa le rilevazioni di chi è il colpevole, arrivano sanzioni pesanti e in qualche caso denuncia penale. Per quanto riguarda l'estate, noi predisponeremo dei servizi ancora più in avanti nella notte, in modo da prevenire tutti quei fastidiosi problemi che un numero elevato di persone pone alla città. Ecco, in chiusura diciamo che siamo in un posto emblematico perché alle nostre spalle c'è il Ponte Vecchio, che è stato spesso in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni oggetto di vandalismi, insomma è stato vittima di vandalismi, incisioni sul legno e quant'altro. Ci sono le telecamere, è stato potenziato o verrà potenziato anche qui il servizio di vigilanza, perché c'è da dire che sul ponte non si può passare con la bicicletta, transitare con la bicicletta, insomma multe, controlli vengono fatti in maniera efficace. Multe e controlli vengono fatti, non sempre possiamo essere presenti e qualcuno sfugge, ma è anche nostra intenzione potenziare ulteriormente il servizio di telecamere mettendone 2 al centro, in modo che nessun episodio sfugga all'occhio e soprattutto sfugga a noi. Facciamo chiarezza anche sull'ultima cosa, gli addii al celibato, le feste di laurea e quant'altro sul ponte, in centro, anche qui insomma state attenti, monitorate la situazione. Beh, rispetto a 2 o 3 anni fa sono scemati del 90%, le sanzioni pesanti, le denunce penali, il rovinare magari il matrimonio a qualcuno è servito da monito a tutti gli altri. Continueremo a vigilare perché vogliamo mantenere Bassano bella così com'è. Direttore, da Angarano, con alle spalle un Ponte Vecchio che si sta preparando per la dunata degli alpini, che oramai insomma tra poco vedrà impegnato tutto il Vicentino. Dicevamo, da Bassano con l'assessore Mazzocco è tutto. Grazie all'assessore, ad Alex Giuliano, ai nostri tecnici della redazione di Bassano del Grappa. Andiamo avanti ancora con la cronaca. È morto in ospedale Adriano Toso, 65enne di San Giorgio delle Pertiche, che oltre un mese fa era rimasto coinvolto nell'incendio che era divampato nella sua abitazione di via Mometto, nella frazione di Arsego. L'episodio risale allo scorso 23 marzo, l'uomo è rimasto ustionato dalle fiamme che si sono sviluppate all'interno della sua casa. A dare l'allarme erano stati alcuni residenti. Il 65enne poi era stato trasportato in ospedale a Padova, dove era arrivato in gravissime condizioni. Non è ancora stata decisa la data dei funerali. A Sernaglia della Battaglia un violento incendio divampato nella notte ha distrutto un casolare di via Fontane Bianche. A dare l'allarme un amico del proprietario che era ospite nella casa. Che ha visto il fuoco fuori, è andato giù, lui ha fatto in tempo perché la stanza era al posto, quindi il fuoco dentro non c'era, era solo qua in mezzo. È il racconto di ciò che Luciano, amico di Roberto Maggetto, proprietario del casolare, ha vissuto. Era circa 00:10 quando di colpo l'amico, solo in casa, si è svegliato e vedendo le fiamme ha allertato i vigili del fuoco. L'allarme in via Fontane Bianche a Sernaglia della Battaglia. Un mulino del 600 nel tempo ristrutturato e ora casa di proprietà immersa nel verde, nella via che porta direttamente all'Osi naturalistica. Io ero fuori sia per lavoro che anche per divertimento. Sono uscito 2 serate ed è venuto qua il professor Luciano al posto mio dormire perché non siamo incustoditi. Motivo per cui il fidato amico Luciano durante la sua assenza era rimasto a dormire al casolare, diventato negli anni conosciuto non solo per la sua posizione di passaggio ma anche per lo stesso proprietario, meccanico, artista, collezionista di oggetti in disuso, gli stessi andati completamente bruciati, ma anche di molti libri. L'idea di aprire una piccola biblioteca oggi andata in fumo. La cosa che mi dispiace molto è che c'era un patrimonio culturale, certe cose
non ne vedremo mai più perché non ne stampano mai più. Documenti del luogo, della riviera, della vallata, ma anche tanti documenti del nord-est, tutto bruciato, anche roba mia, perché avevo un campione per me, bruciato tutto. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, al loro arrivo le fiamme stavano già divorando il casolare. Siamo intervenuti prontamente con la squadra di Montebelluna, che è di competenza con le 2 squadre di Conegliano e 2 squadre da Treviso. La struttura è pericolante, quindi non è il caso di entrarci, e attendiamo e teniamo sotto controllo la situazione. 20 vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di spegnimento, nessuna persona è rimasta ferita. Sono tuttora in corso invece le indagini per accertare le cause che hanno fatto divampare il violento incendio. Non si esclude l'ipotesi del dolo. Tra poco andremo da Edi Kaliman a Vedelago perché è morta la dipendente del comune durante un'escursione caduta da un dirupo. Sentiremo le ultime notizie, ma ci sono frequenti incidenti non soltanto in montagna ma anche sui colli, in questo caso sui colli euganei, dove molte persone scivolano lungo i sentieri. È successo a un'anziana turista tedesca. Stava percorrendo il sentiero numero 19 del Monte Ortone sui Colli Euganei l'anziana turista tedesca, aiutata dagli uomini del soccorso alpino di Padova. Erano le 17:30 di ieri quando alla centrale operativa del 118 è arrivata la richiesta d'aiuto per un escursionista di 87 anni che si era fatta male ad una gamba dopo essere scivolata per alcuni metri. L'anziana, che in quel momento era con un'amica, aveva riportato un probabile trauma al bacino. Raggiunta da 7 soccorritori, tra i quali un medico e un infermiere, all'anziana, che si è rotta il femore, sono state prestate le prime cure sul posto per poi essere caricata in barella e trasportata per 800 metri, dove l'aspettava l'ambulanza che l'ha accompagnata all'ospedale di Abano. E ancora le baby gang in azione un po' in tutto il Veneto, e non è solo una piaga regionale. Un ragazzo di 15 anni di Mogliano Veneto è stato rapinato della felpa da un gruppo di bulli. È accaduto a Jesolo, 2 minorenni denunciati, ma per la vittima anche la beffa. Infatti gli è stato consigliato di non farsi vedere a Jesolo per un po' di tempo per timore di ritorsione. Nella telefonata mi hanno detto di recarmi subito presso il commissariato, che mio figlio era stato rapinato da una baby gang. Ho pensato al peggio, perché con quello che si sente oggi come oggi, diciamo che il nervosismo e la paura di quello che si sente mi ha alquanto scosso fino a che non l'ho visto di persona. Rapinato da una baby gang in Viale del Marinaio a Jesolo mentre controllava alla fermata gli orari del bus per fare il rientro a casa. A raccontare della disavventura accaduta a un 15enne di Mogliano Veneto è il padre, che nel pomeriggio di quella che per il figlio doveva essere una giornata di svago con gli amici ha ricevuto la telefonata del ragazzo che si trovava in quel momento al commissariato di polizia. Mi ha detto: papà, mi hanno derubato della felpa e di altri oggetti e mi hanno minacciato che se non accettavo o andavo oltre poteva succedere l'irreparabile. Il primo ad avvicinare il ragazzo è stato un coetaneo che già conosceva. Potrebbe essere stato lui, ma è tutto da accertare, a fare da gancio con i bulli. La felpa di marca, gli auricolari, un pacchetto di sigarette, la refurtiva. Il 15enne, spaventato e in confusione, è stato poi soccorso da un passante che ha chiamato il 113. 4, tutti minorenni, i rapinatori, 2 dei quali sono stati rintracciati nella medesima zona e denunciati a piede libero. Io ho formalizzato con l'ispettore di diritto la querela contro queste persone, che sono state subito segnalate e portate in centrale. E mio figlio era molto preoccupato, nel ritorno è stato silenzioso, non ha mangiato, non ha dormito, e adesso spero che questo episodio gli faccia capire anche lui che certe amicizie è meglio lasciarle da parte. Al 15enne è stato addirittura detto di non farsi vedere a Jesolo per un po', per non avere ritorsioni da parte del gruppo, perché giustamente la denuncia è stata fatta, i ragazzi sono stati riconosciuti, non è detto che se lui tornasse a Jesolo questi ragazzi, riconoscendolo, possono fare peggio. Questo è molto grave. Sì, molto grave. La libertà di una persona è la prima cosa nella vita. Se mio figlio da domani o chiunque come lui deve uscire in compagnia, la libertà non ce l'abbiamo più nel nostro paese. La 55enne che è morta cadendo in un dirupo era una dipendente del comune di Vedelago. Andiamo subito da Edi Kaliman. A te, Edi.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco di Vedelago Giuseppe Romano a seguito della tragedia che è avvenuta ieri intorno all'ora di pranzo a Cison di Valmarino lungo il sentiero delle Penne Mozze, dove purtroppo Elena Agostoni ha incontrato la morte, scivolata per cause ancora in fase di accertamento, una caduta che non le ha lasciato scampo nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, delle di soccorso che hanno sorvolato per più di un'ora la zona, inutili tentativi di salvarla anche se nulla è rimasto intentato. Noi siamo nel comune di Vedelago perché era proprio una dipendente, una collaboratrice del sindaco. Sindaco, siamo qui per un ricordo. Chi era Elena Agostoni? Abbiamo visto prima i colleghi e le colleghe hanno lasciato una canzone e un fiore nel suo ufficio. Sì, Elena era per noi una cosa molto importante, era una collaboratrice affidatissima, aveva le funzioni di vice segretario del comune di Vedelago, era responsabile degli organi istituzionali, quindi praticamente della segreteria del sindaco, degli assessori e quindi di tutto il consiglio. I colleghi l'hanno ricordata con questa rosa e con questa canzone. Noi la ricorderemo questa sera, visto che abbiamo dovuto convocare, già convocato un consiglio comunale, la ricorderemo stasera proprio all'interno del consiglio comunale per far capire quanto la cittadinanza di Vedelago, quanto il consiglio comunale di Vedelago, che è la rappresentanza della cittadinanza di Vedelago, tenesse alla Elena Agostoni, grande collaboratrice, sempre disponibile, apertissima a tutta una serie di prospettive e di ragionamenti futuribili. Come vi eravate lasciati mercoledì? Avevate dei progetti in campo che in questi giorni dovevano essere terminati? Ma ci eravamo lasciati mercoledì che oggi dovevano partire le convocazioni per le nuove commissioni consigliari e eravamo rimasti d'accordo che oggi sarebbero partite. Aspetteranno, credo che queste cose passino in secondo ordine, però la cosa fondamentale, ripeto, è la grande disponibilità di Elena Agostoni. Elena mi diceva sempre: sindaco, se hai bisogno mi chiami pure che io le rispondo. Io non l'ho mai disturbata in questo primo periodo da sindaco, però sapevo che potevo contare su di lei in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Questo è quello che anche ci hanno confermato diversi colleghi che hanno voluto non lasciare dichiarazioni proprio perché si respira un'aria pesante oggi nel comune e nel paese. Guardi, anche per me è difficile rilasciare dichiarazioni, quindi capisco i colleghi che ci hanno lavorato insieme più di me. Io, ripeto, non la conoscevo da pochissimo tempo, però mi è bastato questo pochissimo tempo per capire il valore della persona, la qualità della persona. Lo spessore della persona Elena Agostoni, quindi io mi scuso anche, ma è difficile oggettivamente parlare in questi momenti dove siamo toccati in modo diretto da questi avvenimenti e da questi fatti. E questa è un po' l'aria che si respira, direttore, nel comune, nel paese di Vedelago. Se non hai domande io ti restituirei la linea. Grazie molte di Caliman al sindaco di Vedelago. Torniamo al Papa, la giornata storica di ieri, Papa Francesco a Venezia, una diretta che è iniziata alle 7 del mattino, si è conclusa alle 14, condotta da Nicola Zanetti su Antenna 3, dei risultati d'ascolto boom, a dir poco boom. Vediamo il grafico, vedete la montagna degli ascolti di Antenna 3 del gruppo Media Nord-Est, con 100.000 spettatori fissi per tutte le ore della durata della diretta e complessivamente quasi 500.000 persone sono rimaste incollate davanti ai teleschermi di Antenna 3 Nord-Est. Un grande successo per il nostro network Media Nord-Est, che si conferma il più forte in queste occasioni, ma anche in altre. Vedrete quali saranno gli ascolti, grazie a voi ovviamente, per quanto riguarda la prossima adunata nazionale degli alpini a Vicenza. Ma il Papa, dopo aver incontrato le detenute, prima di incontrare i giovani alla salute, è rimasto alla Giudecca per parlare con gli artisti della Biennale. Sentiamo. Non abbiamo cercato gli artisti più comodi, non abbiamo voluto costruire una trincea o isolarci in una visione. Al contrario, l'invito è che tutti vedano con i propri occhi.
E Con i miei occhi è il titolo del padiglione della Santa Sede alla 60ª Biennale d'Arte di Venezia, visitato per la prima volta da un pontefice. Papa Francesco parla agli artisti nella chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite alla Giudecca, ricambiando un incontro dei mesi scorsi alla Cappella Sistina. Il mondo ha bisogno di artisti. Lo dimostra la moltitudine di persone di ogni età che frequentano luoghi di eventi d'arte. Vi confesso che accanto a voi non mi sento un estraneo, mi sento a casa e penso che in realtà questo valga per ogni essere umano, perché a tutti gli effetti l'arte riveste lo statuto di città rifugio, un'entità che disobbedisce al regime di violenza e discriminazione per creare forme di appartenenza umana capaci di riconoscere, includere, proteggere, abbracciare tutti, a cominciare dagli ultimi. Arte che può superare gli egoismi, creare arcipelaghi di collaborazione, contrastare la tendenza al rifiuto dell'altro, la paura del povero. Vi imploro, amici artisti, immaginate città che ancora non esistono sulla carta geografica, città in cui nessun essere umano è considerato un estraneo. Ad ascoltare le sue parole le istituzioni, gli artisti stessi, i vertici della Biennale. Prima volta che vedo un Santo Padre in una carcere femminile, dove tra l'altro io venivo anni fa a fare interrogatori sulle detenute come pubblico ministero qui a Venezia, quindi una emozione doppia. Un bellissimo discorso dedicato all'arte. E direi che ha parlato anche di molti aspetti valoriali che sicuramente toccano la nostra comunità. È molto importanti anche le parole rivolte ai giovani alla salute, quando il Papa ha detto: non dovete stare sul divano, voi non siete un profilo social, avete una vostra identità, uscite e andate, no? Un messaggio carico di quello che è il cardine del cristianesimo e della Chiesa, cioè lo slancio verso il Signore e ovviamente poi la voglia di arrivare a dei risultati nel segno della misericordia. E c'erano tante famiglie, tanti bambini, tra questi Gianluca di 9 anni che ha venduto un suo libretto al pontefice. Diventa suo malgrado uno dei protagonisti della storica visita del pontefice a Venezia. 9 anni appena, offre in vendita al Santo Padre un libretto fatto a mano. Con coraggio avanza la sua offerta, certo di donare qualcosa di davvero importante per lui. Gianluca è il suo nome. Ci siamo preparati, abbiamo preparato questi libretti scritti a mano e ne abbiamo preparato uno bellissimo per vendere al Papa. E cosa c'è scritto? Libretto dei vostri sogni. E qual è un sogno? Un sogno è un tuo desiderio. Ah, ok. Ha anche dato un soldino, è vero? Sì, però non ci ha dato proprio un soldino, le avevamo detto che costa €1, però lui ce ne ha dati 5. Ah, quindi è stato un Papa molto generoso. Sì. Insieme ad altri 20 coetanei, Gianluca riceverà la prima comunione domenica 12 maggio nella Chiesa del Redentore. Accompagnato dalle catechiste Sara e Laura, riceve da Papa Francesco un rosario. Questi bambini soprattutto hanno molta speranza che veramente la società cambi e credono e hanno fermamente credere in Dio. Loro credono in Dio. Però sai Gianluca che adesso questo rosario che ti ha dato il Papa è un impegno un po' per la vita. Sì. Siamo pronti? Sì. 1, 2, 3. Viva il Papa! Ciao Antena 3! Lorenzo Maier tra gli inviati a seguire la visita di Papa Francesco a Venezia. E Papa Francesco ovviamente ha celebrato una messa a San Marco e ha parlato anche di Venezia come la fragilità dell'umanità. Sentiamo. Se oggi guardiamo a questa città di Venezia, ammiriamo la sua incantevole bellezza, ma siamo anche preoccupati per le tante problematiche che la minacciano. Venezia
Venezia e la sua bellezza, Venezia e la sua fragilità, Venezia che rischia di cessare di esistere. Le parole del Santo Padre risuonano nel cuore di Piazza San Marco davanti ad una platea di 10.000 persone, proprio lì in quella piazza e davanti a quella basilica simbolo della fragilità della città, lo Scrigno di Venezia. Piazza San Marco che lo attende dopo la visita ai giovani della salute. Il Papa attraversa il Ponte delle Barche prima di arrivare all'altare costruito per l'occasione proprio con materiali di riciclo. Non possiamo far altro che ringraziarlo molto di queste parole di conforto, perché noi stiamo cercando di difendere Venezia, ma difendiamo la bellezza di tutto il Veneto, tutta l'Italia, del nostro paese. L'arrivo in piazza San Marco accompagnato dalle voci del coro, dietro di lui il patriarca Moraglia, la sicurezza ad accompagnare l'arrivo. Qui è ricevuto dal presidente Luca Zaia, dal sindaco Luigi Brugnaro e dal prefetto di Venezia. Un giro attorno alla piazza con la papa mobile, mani che cercano di incontrare la sua, 10.000 persone che si alzano in piedi e l'abbraccio del Santo Padre ai più piccoli. E proprio da qui, dalla piazza più bella del mondo, lancia il suo appello per la città e per l'umanità. I cambiamenti climatici che hanno un impatto sulle acque della laguna e sul territorio, la fragilità delle costruzioni dei beni culturali, ma anche quella delle persone, la difficoltà di creare un ambiente che sia a misura dell'uomo attraverso un'adeguata gestione del turismo e inoltre tutto ciò che queste realtà rischiano di generare in termini di relazioni sociali sfilacciate, di individualismo e solitudine. L'esortazione a non dimenticare la nostra umanità. Venezia, terra che fa fratelli. E come segno concreto della visita del Pontefice, ecco la risposta della Chiesa di Venezia. La Chiesa di Venezia intende mettere a disposizione di soggetti fragili, in particolare donne che cercano il reinserimento sociale, 8 mini alloggi. Si tratta di spazi ristrutturati nella Casa della Carità. Ed è stato un lungo discorso, un lungo grazie alla Pontefice da parte del Patriarca di Venezia Moraglia. Sentiamo ancora le sue parole. Oggi abbiamo vissuto una giornata indimenticabile. Grazie per questa giornata tanto attesa e oggi vissuta con grande semplicità e gioia. In lei abbiamo sentito il Padre e la guida. Gli incontri con le ospiti del carcere femminile della Giudecca e gli artisti al padiglione allestito dal Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione nella chiesa Santa Maria Maddalena delle Convertite, il momento festoso e un po' rumoroso con i giovani alla salute, la celebrazione eucaristica in questa piazza che è il cuore e l'omaggio all'Evangelista Marco rimarranno vivi in noi. Grazie. Gli abitanti di Venezia e delle terre del nord-est, rappresentate qui dai vescovi, sono persone laboriose, oneste, generose. In passato hanno vissuto sulla loro pelle e quindi sanno bene cosa voglia dire lasciare la propria terra e emigrare. Sì, conoscono bene il dramma che oggi molti vivono. Venezia, come lei ci ha ricordato, è città bella, fragile, unica, e da sempre è ponte fra l'Oriente e l'Occidente, è crocevia e vuole essere anche oggi crocevia di popoli, culture differenti, fedi differenti. Per questo a Venezia i grandi temi delle sue encicliche Fratelli Tutti e Laudato Si trovano un puntuale riscontro. Il rispetto e la cura del creato e delle persone, iniziando dal bene sommo della vita, che sempre va rispettata e amata, soprattutto quando è fragile e chiede d'essere accolta. Come segno concreto e duraturo di questa sua visita,
La Chiesa di Venezia intende mettere a disposizione di soggetti fragili, in particolare donne che cercano il reinserimento sociale, 8 mini alloggi. Si tratta di spazi ristrutturati nella Casa della Carità, ex convento delle Moneghette, intitolato a San Giuseppe e situato nel centro storico di Venezia. Infine, Santo Padre, ancora grazie per la parola pace che instancabilmente risuona sulle sue labbra, sempre e in ogni circostanza. Grazie, continui ad aiutarci in questa strada difficile ma importante. Allora, questo per quanto riguarda il Pontefice a Venezia. Vi dicevamo in apertura la giornata storica anche per l'autonomia, come era stato promesso il 29 aprile sarebbe arrivata in Camera, anche alla Camera dei Deputati, la riforma del DDL Calderoli sull'autonomia differenziata. È arrivata questa legge quadro dopo il voto favorevole della Commissione Affari Costituzionali, sia del Senato e ieri della Camera. Alberto Stefani ha tenuto la relazione, il segretario regionale della Liga Veneta. Adesso è in corso il dibattito, andiamo in diretta, sentiamo uno dei parlamentari che sta parlando di Alleanza Verdi-Sinistra. Vediamo, sentiamo. Quest'Aula e anche di governare il Paese. Allora, signora Presidente, noi non possiamo permettere che l'autonomia differenziata sia la parola per nascondere il fatto che si fa la secessione dei ricchi nel nostro Paese, che le regioni ricche diventino sempre più ricche e quelle più povere diventino sempre più povere. E su questo non ci può essere alcun fraintendimento, perché è del tutto evidente che una regione piccola come la Basilicata o come il Molise non avrà mai la capienza fiscale che gli permette di dare gli stessi servizi sanitari della Regione Lombardia o della Regione Lazio. È una questione di numeri. È una questione di numeri. Le regioni piccole con la loro capienza fiscale non potranno garantire gli stessi diritti che la Costituzione invece accorda a tutte le cittadine e a tutti i cittadini italiani. State derogando su uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Ed è per questo che noi vi contrastiamo fortemente, perché quell'unità di cui noi abbiamo parlato prima, è l'unità dei diritti, è l'unità del fatto che tutti i cittadini e tutte le cittadine sono uguali davanti alla legge, davanti ai propri bisogni, davanti al diritto di lavorare, al diritto di crescere, al diritto di vivere in un ambiente sano, in un ambiente pulito. Questa è l'unità del nostro Paese che noi vogliamo qui ricordare. Non è possibile pensare, e davvero se non fosse drammatico ci farebbe sorridere, il fatto di pensare una Repubblica che in un momento internazionale come questo, così delicato, con una guerra al nord, a pochi chilometri dal nord del nostro Paese, e un'altra guerra altrettanto cruenta a pochi chilometri dal sud del nostro Paese. In un momento internazionale come questo, qual è la soluzione che un partito, peraltro anche minoritario, della maggioranza propone? È quella della divisione d'Italia. Ma in questo momento avremo bisogno di più unità e in questo momento avremo bisogno di più Europa. Perché per contrastare questi enormi conflitti che ci sono a livello mondiale, le contraddizioni del mercato dell'energia, le nuove potenze economiche che entrano in gioco, noi avremo bisogno, signora Presidente e signor Ministro, avremo bisogno di un'Europa più forte, più unita, un'Europa che metta al centro un progetto di difesa comune, di politica estera comune, che ci permetta di giocare un ruolo importante a livello di solidarietà. Allora, questo era l'intervento di un parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra, tutto il centro-sinistra e la sinistra schierati contro l'autonomia differenziata, diversamente da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Ci sarà il voto finale
in Parlamento. Appena si arriverà alla fine della discussione si prevede che non possa essere prima delle elezioni, ma che poi slitti a dopo le elezioni europee, contrariamente a quanto auspicava il leader della Lega Matteo Salvini. Ovviamente sarà un percorso ancora molto accidentato, anche durante il voto finale c'è sempre il rischio dei franchi tiratori, ma insomma ormai l'autonomia è incardinata in Parlamento. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, 2 minuti, e poi torniamo con voi e Focus TG in diretta. Servono i preparativi a Vicenza in vista della grande adunata nazionale degli alpini del 10 e del 12 maggio. Sentiamo le ultime novità da Luisa Bertini. Tutto è pronto per l'adunata, oramai siamo agli sgoccioli, al rush finale. Oggi viene presentato uno dei progetti messo a punto con le scuole, studenti coinvolti. Siamo in compagnia di Giuseppe Dal Cereda, responsabile del centro studi ANA, insomma un progetto che coinvolge i giovani, penne nere e ragazzi. Sì, il progetto è un'iniziativa nuova in un certo qual modo, perché noi già lavoriamo con le scuole, facciamo tantissimi interventi con le scuole. Abbiamo voluto in questa occasione però coinvolgere direttamente i ragazzi delle scuole superiori in questi 3 progetti. 3 progetti che hanno comunque una finalità che a noi alpini è sempre sempre importante. La finalità è la memoria storica, la memoria del sacrificio e la tutela del territorio. Questi 3 progetti fanno capo a queste 3 iniziative da parte nostra. Ecco, durante l'adunata vedremo i ragazzi fare un po' da ciceroni, poi ci sarà un monumento che verrà scoperto e disvelato proprio in occasione dell'adunata, un altro progetto che riguarda le frane. Sì, sostanzialmente il 9 di mattina verrà presso il liceo Lioid, verrà scoperta una lapide che ricorda 23 ragazzi, giovani studenti del Lioid, caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa per noi è un'iniziativa molto importante perché fa memoria del sacrificio. Poi durante il sabato dell'adunata, sabato 11, alcuni ragazzi del Piovene faranno una visita guidata per i nostri ospiti sul Piazzale della Vittoria, che rappresenta per noi il monumento storico più importante, tra virgolette, nel senso che è un monumento che rappresenta la nostra storia, la storia alpina. Nella cittadella degli alpini, presso la Protezione Civile, ci sarà uno stand dove alcuni ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale Rossi presenteranno questo progetto di questo monitoraggio, di questa tecnologia per monitorare le frane nel territorio montano. Ecco, quindi avete sentito ragazzi coinvolti a 360 gradi per l'adunata. Io ringrazio il nostro ospite. Allora, vediamo un titolo del Gazzettino Quotidiano del Nord-Est. Bufera sul mercato agroalimentare di Padova, falsi appalti e 30 denunciati. Su questo vediamo i dettagli dalla nostra redazione di Padova. Siamo in compagnia del capitano Daniele Leonetti, comandante del nucleo operativo delle Fiamme Gialle di Treviso, nella sede proprio delle Fiamme Gialle di Treviso. Siamo nell'ambito dei falsi appalti, 30 denunciati. Capitano, cosa avete scoperto? Abbiamo condotto un'indagine finalizzata al contrasto della somministrazione fraudolenta di manodopera. 30 sono i denunciati per questo specifico reato, 2 di questi anche segnalati all'autorità giudiziaria di Treviso per reati tributari. Le imprese coinvolte nella frode sono 29, di cui 23 attive proprio presso il mercato agroalimentare di Padova. Abbiamo altresì irrogato sanzioni amministrative per 2,5 milioni di euro. Di che imprese stiamo parlando? Le imprese appaltatrici hanno sede a Treviso, mentre le imprese committenti sono ubicate tra le province di Padova, Venezia, Rovigo e anche Treviso. Una vasta operazione. Capitano, come siete arrivati a raggiungere questi numeri e a scoprire tutto questo?
Le indagini nascono dall'avvio di 2 verifiche fiscali nei confronti delle 2 imprese appaltatrici con sede in provincia di Treviso, e qui ci siamo resi conto a un certo punto delle ispezioni che queste 2 società agivano come 2 imprese di lavoro interinale, pur non essendo iscritte all'albo dei soggetti tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un'indagine è ancora in corso? L'indagine è pienamente in corso di svolgimento, trova oggi un intervento che è relativo al decreto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Treviso per 1,4 milioni di euro e che riguarda i beni delle società appaltatrici e degli amministratori. L'attività investigativa proseguirà con la contestazione alle imprese committenti delle indebite detrazioni d'imposta. Torniamo a Venezia, in piazza San Marco, in diretta da Filippo Fois nel day after la visita del Papa a Venezia. A te Filippo. Sì, direttore, riprendiamo la linea da piazza San Marco e siamo in compagnia di Claudio Vernier, che è il presidente dell'associazione Piazza San Marco, un'associazione che riunisce commercianti, residenti, più in generale tutti coloro che vogliono bene a piazza San Marco. Se Venezia è una città fragile, piazza San Marco è proprio il punto più fragile forse di questa città, e da questo punto di vista il Papa ha avuto delle parole importanti. Sì, ci ha stupito e ha colpito i nostri cuori. Durante l'omelia è entrato nello specifico di una problematica che noi sentiamo ormai da parecchi anni, quello dell'overtourismo. Ha parlato di fragilità non solo della bellezza architettonica della città di Venezia, ma soprattutto della sua anima, quindi dei cittadini, di un equilibrio che deve essere ritrovato tra cittadini e turismo. Secondo lei che cosa resterà di questo messaggio? Ma ovviamente resterà in noi la forza di andare avanti su un percorso in cui crediamo e speriamo che abbia lasciato e riesca a toccare anche i cuori di chi certe scelte le potrebbe prendere e tante volte non prende. Per quello che riguarda il commercio qui in piazza San Marco, oggi è una giornata in cui c'è molto turismo, così come è successo nelle giornate passate e prevediamo anche nelle prossime fino al 1° maggio. Per quello che riguarda voi però qui dovevate rimanere chiusi durante la visita del Papa. Sì, per questione di sicurezza in realtà avremmo potuto aprire e dare un servizio ai fedeli che erano presenti in piazza, però avevamo la necessità di togliere tutto il plateatico, ombrelloni e quant'altro, quindi molti di noi hanno dovuto mettere tutto il materiale all'interno dei locali e quindi di fatto abbiamo dovuto chiudere. Diciamo quindi una mattinata in meno di lavoro, però per quello che è stato poi il messaggio del Papa sulle tematiche specifiche di Venezia ne valeva la pena comunque. Insomma, se dovessimo chiudere per questi eventi va bene, insomma, ma ci mancherebbe altro. Soprattutto se si mandano questi messaggi, diceva lei. Assolutamente. Grazie a Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco. Direttore, io ti restituirei la linea. Grazie Filippo, grazie molte. Andiamo a Bassano del Grappa, dove il San Bassiano, la sanità dell'ULSS 7, che ovviamente procura tantissimi messaggi sul cattivo funzionamento della sanità bassanese, rubano la scena nella campagna elettorale. Sentiamo. Abbiamo ascoltato cose incredibili in questi mesi, persone che sono dovute partire da Bassano per andare a fare delle visite di controllo preoperatorio, cose di questo genere, quindi persone che a Bassano dovevano andare a Sant'Orso con medici che partivano da Bassano e andavano a Sant'Orso. Questa cosa è assurda, concepibile, persone soprattutto quando sono anziane devono poter avere i servizi a casa propria. Impegnative non rispettate, esami da fare a 40 km da casa con un ospedale letteralmente dall'altra parte della strada, tempi d'attesa infiniti e molto altro ancora. In questi anni i bassanesi e chi gravita attorno al San Bassiano ne ha viste davvero di ogni genere e la sanità entra di diritto nella campagna elettorale. Anzi, è al primo posto dei temi caldi per i cittadini. La sanità è uno dei temi più importanti, ce lo chiedono i cittadini ogni giorno quando siamo in giro, nel senso che poi viviamo anche una realtà dove
la popolazione ha bisogno di assistenza per i nostri anziani che sono a casa, quindi le famiglie che spesso sono sole con persone che devono essere assistite, e poi c'è tutto il tema della prevenzione, dell'assistenza ospedaliera, che è un tema importante. Proprio la sanità sarà al centro di un incontro che si terrà martedì alle 20:30 al Palazzo delle Professioni in Viale Asiago, nel quale si parlerà della riforma degli ambiti territoriali, del contratto dei medici, dei fondi PNRR e della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale. Temi di grande importanza per il futuro, in un momento in cui c'è stato un cambiamento anche nella sanità locale. Partiamo da un fatto che vedeva i nostri modelli come dei modelli di eccellenza. Questa eccellenza oggi viene meno, bisogna recuperare, perché le persone, soprattutto le persone che lavorano dentro l'ospedale, sono persone di qualità, c'è un problema di organizzazione. Allora, l'altro candidato sindaco sulle opposte barricate, Nicola Finco, che parla in questa intervista della presenza di FAS nelle acque di San Michele. È una situazione molto particolare, non bisogna creare allarmismo ma nemmeno sottovalutarla, per questo ho già chiesto al commissario regionale che si occupa di tutta l'emergenza FAS sul nostro territorio, Nicola Dell'Acqua, di fare un incontro quanto prima qua proprio a Bassano del Grappa assieme ad ARPA e ad ETRA per approfondire la questione, ma soprattutto per trovare poi delle soluzioni per venire a capo di questa, non possiamo definire emergenza, ma di questa situazione che si è verificata nel quartiere San Michele. Oltretutto faremo questa cosa collaborando anche con il quartiere interessato nell'ottica della massima trasparenza, ma soprattutto di trovare una soluzione a questo problema. E nel programma elettorale di Gianni Zen, sempre a Bassano del Grappa, scuole, viabilità e progetti per la città. Scuole, flussi, traffico, studenti e verde. Parole troppo spesso lontane da loro, che però entrano a braccetto nella campagna elettorale con il candidato Gianni Zen, che parte da un punto fisso. La Mazzini, nata come scuola, deve rimanere scuola, o almeno deve rimanere nell'ambito formativo. La scuola Mazzini ha fatto la storia di Bassano, è del 1910 ed è giusto riconoscere la scuola Mazzini come uno dei servizi essenziali per rivitalizzare il centro di Bassano e quindi mantenere la finalità, però sapendo, la finalità educativa e formativa, però sapendo che il dato demografico, cioè il crollo delle nascite, oggi impone una rivisitazione di questa sua finalità. Va allargata la visuale, insomma, guardando all'assetto scolastico della zona con uno sguardo a volo d'aquila. Considerando la scuola Mazzini non solo per se stessa, ma all'interno di un territorio più complesso che va da qui al liceo Brocchi e quindi comprendente anche il Vitorelli e soprattutto i giardini Parolini, che devono essere potenziati come polmone verde della città. Questo assetto va visto nell'ottica complessiva della viabilità, che resta il grande problema del centro di Bassano. Una volta risolto e ridimensionato il problema del traffico, è chiaro che va ripensata la rivitalizzazione anche attraverso la pedonalizzazione di quest'area per dare la possibilità di nuova vita alla città. Il sogno nel cassetto è proprio questo, la pedonalizzazione di discesa Brocchi. Il sogno nel cassetto, e quindi sognare ovviamente non costa niente, il sogno nel cassetto è la pedonalizzazione della discesa Brocchi, che porterebbe alla rivitalizzazione. Se noi conosciamo la vita delle città, sappiamo che un quartiere, quando viene pedonalizzato, rivive. Anche il centro storico di Bassano del Grappa si sta desertificando, affitti troppo alti, la concorrenza dell'e-commerce e quindi tanti negozi che chiudono. Sentiamo cosa dice la Confcommercio. Nel centro storico parliamo tra i 110 e i 115 unità. Sono più di 100 i negozi chiusi nel centro di Bassano del Grappa, numeri che raccontano un esodo ormai incontenibile. Serrande abbassate, locali vuoti, tantissimi cartelli che spuntano sulle vetrine ormai dimenticate, con una scritta che si ripete in tutto il centro città.
Affittasi. La novità che stiamo vedendo ora invece è che tante catene, che sono quelle che hanno contribuito a far schizzare in alto i prezzi degli affitti negli ultimi 20 anni, adesso hanno preferito chiudere i battenti e investire totalmente nelle loro piattaforme online. Investire oltre mura o nell'online, un commercio che guarda sempre più a nuovi orizzonti ma che non si arrende. Ci sono realtà che erano già chiuse, realtà che stanno chiudendo o hanno chiuso da poco, ma anche realtà che stanno riaprendo, realtà che hanno fatto degli spostamenti, dei reinvestimenti, dei cambi di tipologia di offerta merceologica. Quindi è una città che si sta trasformando. Città e commercio in trasformazione, fattori che la prossima amministrazione comunale dovrà tenere bene a mente per evitare un completo isolamento del centro storico, aiutare i commercianti a non chiudere, incentivare l'apertura di nuove attività, un tema che da qualsiasi punto lo si osservi necessita di soluzioni. La soluzione più semplice sarebbe dire trovare un sistema per calmierare gli affitti, quindi riportarli a delle proporzioni che possano essere gestibili e comunque affrontabili per chi inizia un'attività. L'altro aspetto invece è scommettere molto di più sul turismo, quindi siamo già a un ottimo livello, specialmente questo ponte del 25 aprile ne è la prova, bisogna fare molto di più. Servizio di Sharon Di Carlo, state con noi e diamo 2 minuti di pubblicità, poi parleremo con l'avvocato Alessandra Nava della parità di genere nelle aziende. A tra poco, state con noi. Le donne sempre sfavorite in ambito lavorativo non servono dati, una realtà sotto gli occhi di tutti. Vediamo una locandina di un convegno che si svolgerà oggi a Treviso, parità di genere in azienda, perché conviene il ruolo centrale della diversità e inclusione. Tra gli ospiti, tra i relatori, Donatella Conzatti, dottore commercialista, esperta in certificazione aziendale per la parità di genere. Ne parliamo con l'avvocato Alessandra Nava. Buonasera. Buonasera. Buongiorno. Grazie per averci dato questa opportunità. Grazie, bentornata. Ecco, spieghiamo intanto qual è la situazione, dobbiamo anche dirlo in effetti, qual è la situazione della presenza femminile all'interno delle aziende, qui in senso lato. Ecco, guardi, io volevo partire da un dato che credo sia molto significativo. Dopo la pandemia circa 470.000 donne sono rimaste senza un'attività lavorativa. Soltanto una parte di esse è riuscita a ricollocarsi, non sempre nella posizione che aveva prima della pandemia, perché è inutile adesso ricordare gli effetti devastanti che ha prodotto nei confronti un po' di tutta la società e ovviamente anche dei lavoratori. Però ecco, nel 2021, nel novembre del 2021, si è quindi cercato di porre rimedio a questo problema che è devastante naturalmente con una legge, la legge Gribaudo, che è appunto del 2021, alla redazione della quale ha partecipato anche la nostra relatrice, la dottoressa Conzatti. Ed è una legge che sostanzialmente tra i suoi obiettivi ha quella di consentire che venga raggiunta questa parità di genere fra uomo e donna all'interno delle imprese, premiando, per così dire, ecco, le imprese stesse che attraverso un percorso, per così dire, virtuoso, che è accompagnato da consulenti, da progetti, quindi una politica aziendale che abbia come effetto quello di ridurre più possibile il gap, diciamo, che esiste purtroppo ancora fra uomo e donna, non soltanto dal punto di vista della collocazione nelle stesse mansioni e con la stessa retribuzione, ma anche naturalmente per favorire e agevolare una piena occupazione che sia anche rispondente in maniera piena, diciamo così, alle
alle prerogative, alle leadership femminili che ormai credo siano universalmente riconosciute e che quindi quando vi è stata la possibilità di consentire alla donna di sviluppare tutte le proprie conoscenze, le proprie abilità, certamente non è rimasta indietro rispetto al mondo maschile, ma anzi siamo riuscite insomma ad ottenere dei grossi risultati. E vorrei anche evidenziare che con questa legge, appunto la legge Gribaudo del 2021, ci si era prefissati entro il 2026 di scalare quella piccola graduatoria che riguarda appunto i paesi europei, che attualmente purtroppo vede l'Italia al 14° posto. Quindi si spera con questa legge di scalare di almeno 5 posizioni entro il 2026 la graduatoria stessa, e quindi le imprese dovrebbero trovare uno stimolo insomma per attuare questa politica aziendale atta a cercare di ridurre, quindi poi a eliminare la diversità e quindi raggiungere una parità di genere, perché all'esito di questo percorso vengono valutati da alcuni certificatori i quali, se ravvisano che effettivamente si è raggiunto il livello previsto dalla legge, consente all'impresa stessa di avere alcuni benefici sia in termini fiscali, in termini contributivi. Vengono anche attribuiti dei punteggi di qualità, diciamo così, che consentono poi di avere dei vantaggi tutte le volte in cui si partecipa a delle gare pubbliche. Insomma, è un modo per cercare di ottenere da parte delle aziende come obiettivo principale, insieme a quello ovviamente di un maggior utile, anche di una parità di genere che è ovviamente peraltro già prevista nella nostra Costituzione. Che dovrebbe essere garantita, diciamo, a prescindere dai benefici. Il fatto che si sia costretti in qualche modo a ricorrere a questi meccanismi per agevolare le aziende dimostra che forse anche nelle aziende del nord-est c'è una certa ostilità rispetto a donne che, come è giusto che sia, cerchino di fare carriera come gli uomini, di avere le stesse retribuzioni e soprattutto di conciliare la loro vita familiare con il lavoro. Certo, questo è uno degli argomenti che tratteremo oggi nel nostro appuntamento. È un incontro naturalmente aperto a tutti, c'è stata la possibilità di prenotarsi, ma comunque è possibile ancora partecipare, ed è un appuntamento importante non soltanto dal punto di vista delle imprese, ma anche dal punto di vista del mondo lavorativo femminile, che avrà l'opportunità, se non l'avesse già fatto in precedenza, di apprendere cosa la normativa prevede, quali devono essere i percorsi che devono essere attuati all'interno delle imprese, che sono percorsi naturalmente che devono essere assolutamente paritari fra uomo e donna. Ogni discriminazione deve essere eliminata, deve essere consentito, per fare un esempio, che una donna all'interno di un'impresa possa ambire a posizioni manageriali nonostante possa avere degli impedimenti di natura familiare. Noi sappiamo benissimo che la donna è, voglio dire, di solito impegnata su più fronti, e l'uomo sappiamo che in qualche modo riesce anche a organizzarsi a prescindere dagli impegni familiari, ma questo non può rappresentare un problema all'interno del mondo femminile, perché deve essere data la possibilità a tutti di raggiungere gli stessi traguardi, mettendoli nelle condizioni di poter partecipare a quei percorsi che sulla carta potrebbero anche comportare delle difficoltà organizzative all'interno della famiglia. Questo è quello che noi oggi cercheremo di spiegare, quindi credo che sia molto interessante e invito tutti coloro che potessero farlo di partecipare alle ore 18 al Maggior Consiglio. Al Maggior Consiglio a Treviso, vediamo anche i monumenti in qualche modo descrivono questo maschilismo. A Padova, Padova non solo a Padova, in tantissime città statue di uomini, pochissime di donne, e saranno i padovani a decidere i nomi per la prossima statua di donna in città, perché è stato pubblicato il bando dal comune. Ecco. Vediamo.
È stato pubblicato il bando di avviso pubblico per la realizzazione della statua di donna in città. Come annunciato dall'assessore alla cultura di Padova, Andrea Colasi, è stato diramato sul sito di Padovanet l'avviso pubblico con cui si invitano le cittadine, i cittadini e le associazioni ad inviare una o più candidature accompagnate da una nota di presentazione delle personalità femminili che hanno rappresentato punti di riferimento importanti nella storia politico-culturale della nostra città. Tutte le candidature verranno poi esaminate dalla Commissione toponomastica e saranno oggetto di dibattito pubblico per individuare la personalità femminile a cui dedicare la statua. Le proposte di intitolazione dovranno pervenire entro il 30 giugno 2024 all'indirizzo commissionestatue@comune.padova.it. Nel frattempo la soprintendenza sta definendo l'area in cui collocare la statua di figura femminile. Servizio Valentina Visentin, avvocato, grazie molte. Quali sono le possibilità anche nel nostro territorio per aumentare il ruolo delle donne nelle aziende? A questa domanda risponderà più propriamente la professoressa dottoressa Torelli, che è consigliere regionale delle pari opportunità, è esperta nel mondo del lavoro e quindi credo che sarà in grado di spiegare meglio di me. Certamente che insomma, giacché il Veneto si distingue anche dal punto di vista imprenditoriale, credo che dovrebbe essere quella regione che prima di tutte le altre si fregia di riuscire a ottenere questo ambito traguardo in tempi solleciti. Grazie Grazie molte. a voi, grazie e buona giornata. Avvocato. Grazie. Ricordo il convegno stasera alle 18 a Treviso nell'hotel Gran Consiglio sulla parità di genere in azienda, perché conviene. Grazie a tutti, grazie per aver scelto Focus TG, grazie a Francesco Cerone e a Renato Cappoia in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.